Il 2024 d'alta classifica termina con una fuga della Feldi Eboli che batte le così di Genzano nel big match con un super barra e un Meta Catania che si lancia all'inseguimento grazie al quinto successo di fila. Il Napoli si tiene il terzo posto pareggiando in rimonta alla gara di Aversa con la L84 Torino. Torna al successo la Roma 1927 che prende il largo nella ripresa a Manfredonia. Bagari in coda dopo i preziosi successi dell'Active Network sul Vinumita di Petrarca e del Pirossigeno Cosenza che ferma la corsa del Sala Consilina. Scarpitti torna da ex appeso nella sua prima volta sulla panchina del Benevento. I 3 punti però sono dell'Ital Service, pari col brivido tra Cam e Pomezia. In classifica Feldi Eboli 27 punti, Meta Catania 23 con una gara in meno, Napoli ed Così di Genzano 22, l'84 Torino 20, Roma 19, Sala Consilina 15, Came Treviso 15, Petrarca 15, San Rabbate 12, Pomezia 11 con una gara in meno, Pesaro 10, Active 9 con il Manfredonia, a 7 la Pirossigeno Cosenza, a 5 il Benevento. Prossimo turno dopo la Supercoppa in campo il 10 gennaio, Roma Meta Catania e Così di Genzano Benevento e l'84 Torino Came Treviso, Napoli Futsal Active Network, San Rabbate Pirossigeno Cosenza, Sala Consilina Vitorino Dragstore Manfredonia, Pomezia Ital Service Pesaro e Petrarca Feldi Eboli. Liberty dentro per Barra con spazio, Barra! Tocco sotto per il vantaggio Feldi Eboli, Federico Barra. Ugherani che poi tocca per Barra, superato in maniera netta Taborda, Barra di punta! Guardate dove ha messo il pallone Federico Barra. Caponigro va da Calderolli che tiene il pallone in campo e Caponigro la mette dentro da 2 passi. Va Micheletto, la deviazione di Sellusio, finisce in porta, accorcia le distanze Lecco City. Nem prova ad andare al centro, pallone che arriva dal Cin, porta vuota, dal Cin lancia lungo verso Sellusio, che tocca verso la porta e fa 4-1, Feldi Eboli a 1:28 dal termine. 1 contro 1 nuovamente di Turmina, sterza, questa volta manda al Barba, si batte, calcia! La deviazione di Anderson Zoy, l'ha sbloccata la Meta Catania. Qui invece parte da ultimo il marocchino, alza le marce ma viene fermato. Occhio alla meta, ancora il destro! E c'è il gol del 2-0 da parte di Carmelo Musumeci. Pedro Siqueira a tenere alta la pressione perché si alza lui in dentro il cerchio di centrocampo. Va in missione Pedro Siqueira! E trova il gol del 3-0 con la botta da fuori aria, la dedica in panchina a Miguel Weber. Si guadagna anche un laterale, deve muovere la palla con un... Occhio però all'intercetto col pallone che va lento dentro! Il 4-0 della Meta Catania, ha segnato Gianluca. E la Sandra Batte, occhio che riparte però la Meta Catania con la palla che transita da Salamone che calcia! Trova il gol del 5-0, forse con deviazione. Prendiamoci un altro minuto a apnea e poi riusciamo. Eccolo qui il gol del 6-0 della Meta Catania. Recupera il pallone la Sandra Batte con Parisi. Di Luccio. Invio! Eccolo qua. Con quella che verrebbe definita la foto nel calcio balilla. Puzzolino sul primo palo ed è il gol della L84 che la sblocca, resta avanti e schiaccia il Napoli, rimessa laterale, battuta ora, Raguso apparecchia, chiude Pelesigno, il pallone è buono, ancora la conclusione, il gol, il 2-0 della L84, battuto subito, Bolo! Lucas Bolo accorcia le distanze, porta il Napoli almeno 1. Giappa dalla bandierina, Bolo la finta, Pelesigno, Bolo! Il Napoli l'ha pareggiata con la doppietta di Bolo. Visto che poi attenzione subito il tap-in di Dion Barbieri che approfitta di una sbavatura difensiva della Roma. Recupera il pallone Avellino, palla puntata d'improvviso da parte di Luciano Avellino, di Sasso Caio Ainsa ed è subito 1-1 Roma. Caio Ainsa, Barbieri, attenzione, Murilo, arriva il vantaggio della Roma, il primo di questa gara.
dopo 52 secondi. Murillo, sistemata la barriera da Ducci, accanto a Fortino ed Ercolessi. Canal e la palla termina in rete. Riccardo Pezzin per il 2-2 del Vitulano Dragstore Manfredonia. Contro una corazzata come la Roma stanno provando a tenere botta. Tentativo di Dimas che si inventa dal nulla il 3-2. Il capitano della Roma riporta i giallorossi nuovamente avanti. Murillo, Avellino, Lucio anticipa Fortino, ma è ancora là il pallone per Avellino e poi il tap-in di Rodolfo Fortino per il 4-2 della Roma che allunga il Palascaloria. Riali chiede ai suoi di rimanere su per evitare tensione e fa il patatrack il Manfredonia con l'uscita pressing senza portiere. È un gioco da ragazzi per Rodolfo Fortino mettere dentro la rete del 5-2. Di alzare il braccio e contrarre il tiro. Sutton, attenzione al suo 1 contro 1, doppia deviazione, non è finita. Sacon, poi Giappa di testa fa 1-0 e poi come al solito, attenzione però perché siamo già dall'altra parte con la conclusione e il pareggio immediato della Fortitudo Pomezia con Daniele Gattarelli. Sutton in orizzontale, di guida per Ugas, doppio passo, ancora si accentra Ugas, il pallone rimane lì, non è finita e a scaraventarlo in porta ci pensa Azzoni. Torna a sinistra Michelangelo, Bueno calcia fortissimo, il pallone resta lì. 2-2 da parte dell'uomo che ci aveva provato più di tutti. Spiegazione, no, su questa. E adesso 3-2 della Fortitudo Pomezia. Lo isolano, lo si isola e anche i compagni gli lasciano in isolamento. Donin, finta, Donin 3-3. Poi Tomeia prova ad accelerare, Saponara prende la blocca, stop, alla fine gira per Tony Dandella, ancora Saponara. Saponara! Si gira, si è girato Alessio Saponara, 1-0 Ital Service. Cercato dall'altra parte Titon, Castaldo sulla riga, Lolo Suaso, tutto buono, Titon può puntare, sterza, Titon, ricordi, alla fine prova a uscire, arriva anche Ramon sul secondo palo per Lolo Suaso, 1-1, Lolo Suaso, quarto gol in 2 partite, sesto in campionato, 1-1. Punta, se ne va, Barichello, scivolata, arriva a Scittao, pallone comunque buono con il 24 che cerca ancora spazio, Barichello, un gol da mostro di Matteo Barichello, 2-1. Fare spazio a Taurizano, Barichello, Galliani, Tony Nandel lascia lì per Barichello sul secondo palo, Taurizano, 3-1 Ital Service Pesaro, se la sono costruiti in maniera magistrale i ragazzi di mister Davide Bargnesi. 3-1 Lolo Suaso, Stigliano, pallone dentro, Vitti che recupera, Christopher Vitti, 4-1 ha vinto l'Ital Service Pesaro, il tedesco trova il gol del +3. Pressato da Cesaroni, Giampaolo recupera il pallone, Ferretti, se ne va Ferretti, la conclusione e arriva il vantaggio, è il primo gol. Vediamo un po' Giampaolo, cosa deciderà di optare, è uno schema, pallone per Melo, la conclusione e il pareggio di Felipe Melo. Ferretti, Cesaroni, Grasso, fallo su Grasso, Curri e arriva il 2-1 di Giuseppe Curri. Giampaolo, la conclusione, pallone che termina fuori d'un soffio, Thiago Perez con le mani, arriva il gol di Giacomo Lamedica, 3-1. Rafinha, Mello forse non ne ha più, però il Petrarca, Davi, la porta è vuota, 4-1, cala il poker. Anche perché nel frattempo è tornato, recupera la sfera sull'errore di Edelstein e realizza il gol dell'1-0 e avanti la Pirossigeno Cosenza.
Felipinho si defila a battere Vaccabeza, che poi la lascia Jefferson, palla fuori per Mateus Neuhaus Garcia, 2-0 per la Pirossigeno Cosenza, schema riuscito alla perfezione. Chiaramente Fiusa di piede destro, Cabeza lo sa. Nel frattempo riceve calcia, la respinta rifiusa e poi De Giorestaino a realizzare la rete del 3-0 al minuto numero 16:52. È una bellissima Pirossigeno Cosenza. Fusione di Gabriel tra le gambe di Faticuso che viene bloccata da Fiusa. Probabilmente in questo momento Gabriel recupera su Faticuso 1 contro 1. Gabriel! Il primo gol in maglia rosso-blu sull'ingenuità di Simone Faticuso. Anche perché sul parquet c'è anche Bavaresco nel frattempo. Conclusione spettacolare qui da parte di Pablo Vidal. Prova a riaprirla lo Sporting Sala Consilina. Igor servito da Edelstein. Va alla conclusione col mancino. Beffarda qui. La conclusione del 17 che fa 4-2 a 7:23 dal termine. Igor. La chiusura di Jefferson. Poi recupera Cabeza che calcia. Game. Set, match, la Pirossigeno Cosenza vince contro lo Sporting Sala Consilina per 5-2.